Il lavoro dei militari della missione KFOR in Kosovo, una presenza che garantisce la pace. La tragedia di molte donne rom nella Repubblica Ceca sterilizzate contro la loro volontà. La politica scolastica del governo Orban in Ungheria e le scelte obbligate dei libri di testo. A Bari avviata una collaborazione tra artisti, ballerini e coreografi italiani, albanesi e montenegrini. La musica di Constracta, la cantante e artista performativa serba che si ispira a Marina Abramovic. La guerra in Ucraina condensa su di sé l'attenzione dell'opinione pubblica europea. In Kosovo, però, negli ultimi mesi, conflitti mai sopiti si sono rinfocolati, tanto da costringere la comunità internazionale ad intervenire. Gli inviati dell'Unione Europea e degli Stati Uniti, accompagnati da diplomatici italiani, francesi e tedeschi, hanno presentato a Belgrado e Pristina un accordo, di fatto un ultimatum. Il compromesso proposto dovrebbe risolvere la questione dell'autogestione della minoranza serba e, come controparte, garantire l'assenso della Serbia alla missione del Kosovo nelle Nazioni Unite. Il premier kosovaro Kurti, obtorto collo, ha sostanzialmente accettato la proposta. Lo stesso ha fatto il presidente serbo Vučić, che in Parlamento però è stato duramente contestato dall'opposizione. Vučić, un nazionalista, ha spiegato di aver accettato il compromesso per evitare a Belgrado pesantissime sanzioni internazionali. A garantire la pace in Kosovo è la missione KFOR della NATO, 3.800 uomini comandati dal generale di divisione Angelo Michele Ristuccia. Ogni volta che in quest'area si verificano degli incidenti, delle crisi, l'equilibrio che viene ristabilito, soprattutto nelle condizioni in cui è stato ristabilito attualmente, risulta essere meno precario di quello che è stato precedentemente rotto. Tra Serbia e Kosovo negli ultimi mesi la tensione è arrivata alle stelle e purtroppo il culmine di questa tensione lo si è rilevato nel corso degli eventi che si sono verificati a dicembre con la realizzazione dei blocchi stradali e delle barricate che hanno impedito la libertà di movimento. Questo però purtroppo è l'apice di una serie di azioni, reazioni, controreazioni che sono state alimentate da una inutile retorica e una narrativa distruttiva, da una disinformazione, non ha fatto che esacerbare gli animi e soprattutto creare ansia, paura nella popolazione del nord. Una situazione che è culminata con le dimissioni da parte dei kosovari serbi dalle posizioni che occupavano nell'ambito delle istituzioni kosovare del nord, con un vacuum terribile, questione che ha determinato una insicurezza che si è dovuta gestire nel migliore modo possibile. Esiste ancora il pericolo di una escalation che potrebbe portare allo scontro armato? Sono fermamente convinto che uno scontro armato non convinca nessuno, che non sia nelle intenzioni delle parti arrivare a questo punto. Tant'è vero che anche recentemente, dopo l'ultimo accordo, che grazie alla mediazione dell'Unione Europea, degli Stati Uniti, la tensione si è notevolmente flemmatizzata, noi come KFOR abbiamo più volte esortato le parti a intraprendere, perseguire, consolidare, sviluppare la via del dialogo come unica soluzione possibile a questa situazione di impasse che si sta affrontando ormai da mesi, oserei dire anche da anni. La complessa situazione internazionale e la guerra in Ucraina hanno effetti sul contesto kosovaro? Le tensioni che si sono verificate, così come quelle passate, sono più da attribuire a fattori locali che al riverbero della guerra in Ucraina. Questo è chiaro. È ovvio che la fitta rete di interconnessioni internazionali sicuramente pone il rischio di conseguenze anche in quest'area in generale. E per questo motivo più volte lo stesso segretario generale della NATO ha esortato la Russia a svolgere un ruolo costruttivo nei Balcani occidentali. Il problema è che la comunità internazionale, la NATO in particolare, riscontrano sempre più frequentemente il contrario. I nostri militari e i carabinieri come vengono percepiti dalla popolazione albanese e dalla comunità serba? I nostri soldati sono portatori di capacità di ascolto, sono portatori di tolleranza, di comprensione e per questo vengono apprezzati.
fanno sempre e assolutamente riferimento a quello che è il patrimonio culturale che li caratterizza e che si contraddistingue per il fatto che la diversità rappresenta un valore e non una differenza, e questo ci fa fare la differenza rispetto talvolta ad altri paesi. Siamo accettati molto più di qualche altro contingente proprio perché siamo più disponibili ad ascoltare e a comprendere le cause dei fenomeni che ci troviamo a dover affrontare. Ecco, probabilmente questo è il motivo principale per il quale siamo sempre ben accettati e spesso anche richiesti. In questo momento in Kosovo servono 850 carabinieri e soldati italiani. L'agenzia di intelligence e sicurezza slovena SOVA ha arrestato 2 cittadini stranieri accusati di spionaggio per conto della Russia. I due, una coppia sposata con 2 bambini, si erano stabiliti in Slovenia nel 2017. A Lubiana avevano aperto una società per il commercio di opere d'arte. Secondo il controspionaggio sloveno, i 2 sono agenti del GRU, lo spionaggio militare russo. Agenti in sonno inviati un decennio fa in Argentina, dove hanno acquisito nuove identità. I 2 sono stati arrestati all'inizio di dicembre, ma la notizia della loro cattura è trapelata soltanto pochi giorni fa. Era il 24 settembre 1990, il giorno in cui è nato il mio secondo figlio. I medici hanno dovuto fare un cesareo d'emergenza. Proprio prima dell'operazione, mentre sanguinavo e urlavo dal dolore, un'infermiera mi ha fatto firmare un foglio. Non ho capito bene cosa fosse, ma ho firmato. Quando mi sono svegliata mi è stato detto che avevo dato alla luce un maschietto, ma che non avrei mai più potuto avere figli, perché ero stata sterilizzata. Ho iniziato a piangere. Avevo 21 anni. Mio marito e io avevamo sempre desiderato una famiglia numerosa. Elena Gorolova è una delle donne rom della Repubblica Ceca che sono state sterilizzate a loro insaputa dopo il parto in ospedale. Secondo il difensore civico ceco, circa 7.000 donne sono state vittime di questa pratica. La maggior parte delle sterilizzazioni forzate è stata effettuata sotto il comunismo, negli anni 70 e 80, come frutto di una politica che cercava di frenare il tasso di natalità tra i rom. Ma le operazioni sono continuate anche dopo per iniziativa di singoli medici. La più recente si è verificata nel 2007. Gli ospedali costringevano le donne a firmare moduli di consenso mentre erano in travaglio e senza chiarire di cosa si trattasse. Come è successo a Natasha Botoshova, sterilizzata a Ostrava nel 91, all'età di 25 anni. Il dottore mi aveva detto che mi avrebbero sterilizzata, ma io non capivo cosa volesse dire questo termine. Non mi ha detto non avrai più bambini. Quando sono tornata a casa dopo il parto ho chiesto informazioni su cosa fosse la sterilizzazione a mia cognata che era infermiera. La conversazione è stata ascoltata da mio marito, che è diventato violento. Mi ha dato un calcio sulla pancia che stava appena iniziando a guarire dal taglio cesareo. I punti si sono rotti e sono dovuta tornare in ospedale. Nel 2021 il presidente della Repubblica Zeman ha firmato un decreto che riconosce quanto subito dalle donne e assicura un risarcimento fino a 10.000 euro. Un risultato raggiunto dopo anni di impegno e denuncia da parte di ONG e associazioni. Elena Gorolova è stata in prima linea in questa lotta. Dal 2005 a oggi sono entrata in contatto con circa 200 donne via telefono o social network. A Ostrava sono parte di un'associazione che fa campagna contro la sterilizzazione forzata. Ho parlato anche a New York di questa causa. È un grande risultato, ma sono molto triste perché alcune donne sterilizzate intanto sono morte o anziane e non avranno mai il risarcimento. Tra le migliaia di vittime, appena un centinaio hanno ricevuto denaro. Ho presentato domanda ma non ho visto nessun risarcimento. L'ospedale avrebbe dovuto conservare la documentazione sul mio intervento per 40 anni, invece dopo 15 l'ha distrutta.
Tra le vittime che hanno sporto denuncia, a molte è stato negato il pagamento perché le loro cartelle cliniche sono state perse. Secondo gli attivisti, il provvedimento del governo è arrivato troppo tardi e la stragrande maggioranza delle vittime non riceverà mai alcun risarcimento. Manifestano docenti, studenti e genitori nelle strade di Budapest, stipendi da fame, carenza di personale e la preparazione delle future generazioni compromessa. Tra le denunce anche la scarsa qualità dei libri di testo, megafono didattico, il nazionalismo del primo ministro, dicono gli insegnanti, e lo confermano i genitori, anch'essi in piazza a manifestare per una scuola migliore. Járnak ugyanabba az általános iskolába, most már csak egy gyerek. Gli insegnanti non hanno libertà, pensate che non possono neppure scegliere il libro di testo da adottare in classe. Ne esiste una sola tipologia, mal scritta e assolutamente non adatta ai bambini. Il governo ha deciso infatti che i libri scolastici diffusi in Ungheria debbano essere pubblicati esclusivamente dal Centro Statale dello Sviluppo dell'Istruzione, bandite tutte le edizioni private già in uso tra i banchi degli istituti ungheresi. E noi siamo stati a 30 minuti di macchina da Budapest, a casa di un anziano editore, ex insegnante e pedagogista, che assieme alla moglie per molti anni ha prodotto una quarantina di titoli scolastici, 10 milioni le copie stampate negli anni, ma oggi sopravvive solo grazie ai testi di musica. I libri di Stato sono tutti finanziati con fondi dell'Unione Europea e ai privati non è data la possibilità di partecipare a questi finanziamenti. Considero questa una discriminazione bella e buona. A pagarne le spese non solo noi editori, ma soprattutto i ragazzi che hanno una visione poco plurale. Indossa orgoglioso una camicia verde a scacchi, diventata ormai simbolo della protesta dei docenti ungheresi, anche Peter Kereszty, presidente di TANOS, associazione degli editori. Nei testi l'immigrazione viene vista come un pericolo per i valori tradizionali ungheresi, l'Unione Europea come un organismo che favorisce gli stati del sud. Un esempio? La questione della Crimea viene trattata come un problema di politica interna ucraina e non si menziona il fatto che la Russia abbia voluto riannetterla con la forza. La politica è entrata nei libri di scuola in modo intelligente e sottile, senza farsi troppo notare. Gli autori che scrivono i testi sono gli stessi chiamati poi a correggerli, dice Ildiko Reparsky, docente di storia che sfoglia con noi le prime pagine per mostrarci la ridondanza degli stessi nomi. Quando il governo decise di pubblicare i libri, vennero scritti e stampati con una tale fretta che erano pieni di strafalcioni, luoghi e date sbagliate, domande che non corrispondevano alle risposte. Le elaborazioni storiche sono dei riassunti molto stringati. Impossibile per un ragazzo farsi un'idea corretta del percorso della storia. Anche la grafica è sotto accusa, i testi sono fitti nelle pagine, ci mostra l'editore, pochi grafici, poche immagini. Per fortuna di tanto in tanto insegnanti coraggiosi bussano alla mia porta, non hanno paura e scelgono di portare in classe i nostri vecchi testi e li utilizzano comunque, mostrando ai ragazzi un altro punto di vista. Sono alcuni momenti dei workshop di danza, luminarie e video storytelling realizzati a Bari nell'ambito del progetto 3C e finanziato da un programma Interreg fra Italia, Albania e Montenegro. 3C, cultura, creatività, cross border. In un progetto con Molise, Albania e Montenegro, cultura e creatività ci hanno unito in tantissime, innumerevoli attività congiunte. Per 3 giorni 8 giovani artisti hanno lavorato assieme ai loro tutor per dare continuità ad un processo virtuoso di scambio con i partner albanesi e montenegrini. Il workshop di danza è stato curato dalla compagnia Res Extensa. Sabrina Muttilli, 23 anni, vieni dal Molise, cosa ti lascia questo stage?
È stata un'esperienza fantastica perché ho potuto conoscere le loro culture, la cultura albanese e montenegrina, e è stata un'esperienza anche che ci ha permesso di crescere e sicuramente è nata anche un'amicizia molto importante con loro. Speriamo di rimanere in contatto e magari in futuro di rivederci e affrontare altri percorsi come questi. Il secondo workshop, guidato da Domenico Paulicelli, ha permesso a 2 giovani artiste di disegnare prima e poi di realizzare delle luminarie, uno degli elementi identitari della cultura pugliese. Perché hai scelto questo stage sulle luminarie artistiche? Per imparare come si fa, cioè per imparare soprattutto come si realizza un prodotto artigianale e anche come il discorso delle luci, diciamo, da un lato forse anche filosofico, mettiamolo così, potrebbe aprirci nuovi discorsi nell'arte contemporanea. Siamo col gruppo che si occupa di video storytelling. Sebina è un'attrice albanese. Cosa ti ha dato questa esperienza qui in Italia? Ciao e grazie. Yes, I'm from Albania. I'm here. Sono albanese, sono qui con 2 miei colleghi del Montenegro, Mato e Tamara. Abbiamo seguito lo stage sullo storytelling. Io per esempio ho provato a dirigere un documentario e in particolare a curare la fotografia e per me è stata una bella esperienza. Infine, nell'ambito del progetto 3C è stato presentato il documentario di Vincenzo Losito e Stefano Sasso, La Vlora, il volto dell'accoglienza, che ha raccontato le storie di alcune delle 20.000 persone che erano su quella nave e che oggi danno un contributo importante al dialogo fra le 2 culture. Mi chiamo Eva Mexi, sono arrivata a Bari 32 anni fa con la famosa nave Vlora, la nave stracolma di albanesi, perché poi all'epoca era un'invasione, ma col senno del poi adesso vediamo che questa invasione è diventato anche una cosa positiva, anzi una ricchezza non soltanto per Bari come città, ma anche per tutta l'Italia. Puglia che oggi conosciamo così ben raccontata in giro per il mondo nasce proprio agli inizi degli anni 90, in quell'accoglienza dei profughi albanesi che determinò il cambio della storia loro e nostra, e oggi ci ritroviamo a cooperare di nuovo attraverso la cultura. Questa storia è passata un po' nei primi anni nel dimenticatoio, era una vergogna per l'Albania, una vergogna per l'Italia, ma adesso pian piano il fatto che si parli, il fatto che si ricordano le situazioni, anche come esperienza brutta, perché non era proprio un'esperienza bella per tutti e 2 i paesi, comunque è una lezione. La storia è sempre una lezione, la storia non si deve mai mettere sotto il tappeto. Da, ja sam studirala arhitekturu, ali sam se prilično kratko bavila. È vero, studiando questa materia il rapporto con il vostro paese era inevitabile, anche se poi ho praticato poco questa disciplina. Su di me ha avuto un impatto molto più forte il regista Paolo Sorrentino, con il suo stile, il suo modo di tratteggiare personaggi che non sono mai del tutto positivi o negativi. Il video della mia canzone, Noble, mi è stato proprio ispirato da lui. A suggerire il tema della canzone in corpore sano, che l'ha resa celebre in tutto il mondo, sono stati invece i limiti e i problemi della sanità serba. L'immagine di lei sul palco dell'Eurovision che si lava le mani come metafora di un sistema che non riesce a dare risposta alle esigenze delle persone. La sua era anche una canzone di denuncia sociale, ha la sensazione che questo abbia contribuito a smuovere le cose nel campo della sanità pubblica in Serbia? La mia era in realtà una canzone complessa che affrontava i problemi che molti di noi possono avere nel rapporto con il sistema sanitario pubblico. In realtà nel nostro paese siamo tutti lasciati a una sorta di self-care e il testo vuole esprimere proprio questo disagio. Per quanto riguarda l'impatto sociale non saprei invece dire, ma già il fatto che si sia aperto un dibattito su questi temi mi pare un ottimo risultato. Molto soddisfatta perché la mia non era la classica canzone melodica da Eurovision, era molto più centrata sul testo e sulla performance e credo che sia la giuria sia il pubblico lo abbiano compreso e apprezzato.
Avere poi portato... Cosa ci dobbiamo aspettare nel futuro? Il suo prossimo lavoro quale sarà? La prossima sarà una canzone d'amore e i registi del video saranno 3, tutti provenienti dalla ex Jugoslavia. La sfida sarà quella di integrarli in un unico filmato di 6 minuti. Il testo rifletterà invece su 2 stati d'animo molto diffusi nella nostra società, la depressione e l'ansia, e su come l'amore possa essere una buona via di fuga e di salvezza. U ljubavi.